Procura della Repubblica di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Luigi Brugnaro e gli altri 33 indagati, tra cui il magnate Kong, pioggia di reazioni politiche. La squadra mobile di Padova ha arrestato un nonno sessantenne accusato di abusi nei confronti della nipote minorenne e sequestrato materiale pedopornografico nel PC e nel telefono. Eseguita l'autopsia sul corpo del ventenne di Trevaseleghe accoltellato in discoteca a Castelfranco, fatale un pennente sopra il cuore venerdì, verifiche su ferite riportate da tutti i ragazzi coinvolti nella rissa. Sospetta di essere tradito, entra in un bar e strappa gli slip alla moglie di fronte agli avventori e al personale del locale, denunciato per violenza privata un quarantenne di Cittadella. Fermato in diretta TV oggi a Venezia mentre Lady Pickpocket Monica Poli parlava di borseggio in città, un 35enne ubriaco e molesto è stato bloccato dalla polizia locale. Ancora nessuna novità sul parapendista scomparso dopo essere precipitato tra le colline di Marostica, ricerche serrate in campo, una trentina di soccorritori, l'appello, chissà qualcosa chiami il 115. Oltre 1.100.000 gli spettatori che hanno seguito la donata nazionale degli alpini a Biella sulle reti media nord-est, una lunga giornata di diretta il 15 giugno, altro grande evento, la Triveneta di Conegliano. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Ed ora la cronaca. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per i 34 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude, compreso il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Inchiesta Palude. La Procura di Venezia va avanti e chiede il rinvio a giudizio per i 34 indagati, quindi anche per il sindaco Brugnaro, il direttore generale Ceron, il vice capo di gabinetto Donadini, il magnate cinese Wong, l'imprenditore Vanin e l'ex assessore Boraso agli arresti domiciliari. Le accuse restano quelle di concorso in corruzione per il tentativo di vendere l'area dei Pili all'imprenditore cinese, allettandolo con la promessa di autorizzare variazioni urbanistiche per aumentare la cubatura degli edifici realizzabili e la modifica di destinazione d'uso dell'area, nonché con l'acquisto a un prezzo ribassato di Palazzo Poereo. Poi ci sono imprenditori e dirigenti pubblici accusati invece di aver finanziato con tangenti Renato Boraso per ottenerne favori di varia natura. Accuse dalle quali i principali indagati si sono sempre dichiarati estranei, tranne le ammissioni di Boraso per qualche tangente ricevuta. Il 16 maggio è attesa l'udienza per i patteggiamenti concordati tra accuse e difese per i 12 capi di corruzione per quanto riguarda l'ex assessore Boraso e gli imprenditori Ormenese e Brichese. Se deciderà nel merito dei patteggiamenti, diventerà incompatibile a giudicare sulle altre richieste di rinvio a giudizio. Immediate le reazioni politiche delle opposizioni. Da anni, dichiara la segretaria del PD veneziano Sambo, denunciamo in Consiglio Comunale il conflitto di interesse del sindaco. Oggi è ancora più urgente un gesto chiaro di responsabilità. Le forze politiche che l'hanno sostenuto devono smarcarsi da questo sistema. Sappiamo che Brugnaro non si dimetterà spontaneamente, ma Venezia merita di meglio. E ancora la consigliera del Movimento 5 Stelle. Adesso noi ovviamente speriamo in una presa d'atto del primo cittadino che, al di là di quello che può essere il percorso giudiziario, non soltanto la forma ma l'apparenza e l'immagine stessa che porta avanti della città deve essere scevra da qualsiasi sospetto. La squadra mobile di Padova ha arrestato un nonno orco accusato di abusi nei confronti della nipote minorenne e sequestrato un materiale pedopornografico. Un orco con le sembianze di un nonno, l'orrore celato tra le pareti domestiche ed emerso grazie alla denuncia di una bambina. La squadra mobile di Padova ha arrestato nei giorni scorsi un sessantenne italiano accusato di una presunta violenza sessuale nei confronti della nipotina minorenne. Durante le perquisizioni nelle abitazioni utilizzate dall'uomo e nei luoghi di lavoro, i poliziotti hanno sequestrato un'ingente quantità di materiale pedopornografico scaricato su PC e telefoni del sessantenne. L'uomo è stato immediatamente trasferito al carcere Due Palazzi di Padova. L'arresto è stato convalidato lo scorso 28 aprile. L'indagine sarebbe partita dal racconto della nipotina di presunti abusi. Numerosi gli indizi e le prove raccolti dagli agenti della squadra mobile di Padova. Le indagini proseguiranno con l'analisi del materiale pedopornografico sequestrato che è stato trasmesso per competenza al Tribunale di Trento.
Sospetta di essere tradito, entra in un bar e strappa gli slip alla moglie di fronte agli avventori, al personale del locale, denunciato per violenza privata un 40enne di Cittadella. Sospetta che la moglie lo tradisca con un altro, entra in un bar dove lei si trova e davanti ai clienti e al personale del locale la blocca e le strappa le mutandine, incurante del pianto disperato della donna. Violenza in pieno giorno in un locale della Castellana di fronte alla gente rimasta attonita, gesto che a Castelfranco tutti condannano senza esitazione. Sono sbigottito perché il rispetto per la donna non esiste più. Trovo assurdo, cioè ormai al giorno d'oggi capitano veramente delle cose surreali, ormai non so neanche più cosa pensare in merito a una cosa del genere. Manca poco a mezzogiorno, l'uomo alto e robusto varca la soglia di un bar di Castelfranco, senza salutare nessuno si dirige verso la moglie, la afferra per le braccia, lei urla e chiede aiuto, ma lui senza pietà le infila una mano sotto al pantalone e strappa con violenza, sfilandole gli slip di fronte a tutti. Nessuno interviene, tutti rimangono impietriti davanti ad una scena a cui mai avrebbero pensato di assistere, mentre l'uomo in tutta tranquillità si dilegua con in tasca il suo trofeo. A consolare la donna, scioccata e umiliata, le persone presenti nel locale, che nel frattempo chiamano la polizia municipale. Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver sentito la vittima e aver raccolto i racconti dei testimoni, su mandato del sostituto procuratore Anna Ortica, si sono subito recati nel cittadelese, dove l'uomo risulta risiedere, per sequestrare l'indumento e interrogarlo. Da tempo il marito sospettava che la moglie l'avesse tradito, per questo motivo quel giorno stesso aveva fatto irruzione nel locale per sottrarre l'indumento intimo, al fine di poterlo fare analizzare in un laboratorio alla ricerca di eventuali liquidi seminali dell'amante. La donna ha presentato denuncia per violenza privata. Era costretta da tempo a subire offese, minacce e angherie di ogni tipo, così ha spiegato con le lacrime agli occhi agli investigatori. La giovane, sempre su ordine della procura, è stata portata in un centro antiviolenza protetto, dove vivrà per i prossimi mesi. La notizia ha fatto il giro e molti condannano fortemente il barbaro gesto. Ormai gli uomini hanno perso ogni senso di affettività, di gioia di vivere con una donna. Oramai le vedono solo come oggetto. Questo caso è stato molto tragico, tremendo e speriamo che non accada mai più, perché queste cose non devono mai succedere, secondo me. E soprattutto dovremmo educare di più i ragazzi effettivamente a educarli meglio e a evitare così poi tutti questi episodi. Omicidio di Castelfranco, Lorenzo Cristea colpito sopra il cuore, venerdì accertamenti medici su tutti i giovani coinvolti nella rissa terminata in tragedia. 3 fendenti, uno dei quali ha reciso l'aorta procurandogli un'emorragia imponente e la morte in pochi minuti. Questi primi risultati dell'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto sul corpo di Lorenzo Cristea. Il giovane è stato accoltellato al torace, il colpo mortale sopra il cuore che non gli ha lasciato scampo. Sulla mano un taglio, segno che la vittima ha tentato di difendersi. Venerdì saranno eseguiti gli accertamenti medici sulle ferite riportate da tutte le persone coinvolte in quella rissa, compresi i 2 giovani arrestati, Badr Rouaji e Taben Nani, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario, tentato omicidio e rissa aggravata. Dalle indagini è emerso il motivo della lite avvenuta in discoteca. Tutto sarebbe nato da una spinta avvenuta nel privé del locale fra un amico di Lorenzo ed uno dei 2 arrestati. Un motivo futile, ma tanto è bastato a far accendere gli animi. I 2 ragazzi che hanno iniziato il litigio sono passati subito agli insulti. Immediato l'intervento dei bodyguard della discoteca che hanno fatto uscire dal locale i 2 gruppi. Poteva essere finita così la serata, ma la rabbia ha preso il sopravvento. A farne le spese è stata la vittima, morta per una spinta. Feriti gravemente anche un amico di Lorenzo, il 22enne di Zero Branco, e in maniera leggera altri 2 ragazzi. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per definire l'esatta dinamica dell'omicidio. Sequestrati 2 coltelli, il primo con tracce di sangue, quasi sicuramente una delle armi utilizzate per colpire i giovani, e un altro recuperato qualche giorno dopo senza alcuna traccia ematica,
ora sotto la lente di ingrandimento del RIS di Parma, sul quale ci sono forti dubbi che possa essere stato nelle mani dei contendenti. Versioni contrastanti fra i due gruppi. Gli amici della vittima, che erano una decina, che hanno dichiarato di essere stati assaliti dai due ragazzi nordafricani arrestati, e questi ultimi invece che hanno spiegato ai loro legali di essere stati aggrediti dal gruppo numeroso. Rimane il giallo delle armi utilizzate nella rissa, un solo coltello oppure c'erano altre lame, e chi le ha portate via. Tanti punti che devono essere chiariti per una tragedia immensa scoppiata per una banale spinta. 2 giovani accoltellati al termine di una rissa, fine settimana di sangue a Limena. Il fatto è accaduto in un parco cittadino nella notte tra sabato e domenica. Carabinieri al lavoro sulle immagini delle telecamere. Un'oasi verde ridosso della scuola media e di 2 palestre. È qui che poco dopo la mezzanotte di domenica si sono affrontate 2 bande di giovani. Alla fine uno ha tirato fuori un coltello ferendo un 22enne di Limena e un 16enne. Nel fuggi generale sono arrivati i carabinieri che, dopo aver prestato soccorso ai feriti già dimessi dall'ospedale, hanno dato avvio alle indagini. Sotto shock la comunità di Limena, dove in questi giorni è in corso la sagra. Non era mai successo un fatto simile in anni di frequentazione di ragazzi, di giovani, di giovanissimi. Se durante il giorno qui si danno appuntamento mamme con i bambini, anziani, persone che fanno movimento, non così di sera, racconta un vicino che preferisce non fare dichiarazioni al microfono. Alla sera qui sembra giri dello stupefacente, dice, indiscrezioni su cui stanno lavorando i carabinieri. Un'area totalmente videosorvegliata, quella del Parco Coccinelle a Limena. Le immagini, ce lo conferma il sindaco Stefano Tonazzo, sono già nelle mani degli inquirenti. È già tutto in mano alle autorità abbiamo dato e fornito tutte le immagini che noi abbiamo un presidio abbastanza importante di telecamere su tutto il territorio e soprattutto sui luoghi frequentati dai giovani. Lì il Parco Coccinella è tra la scuola media e le palestre. Aumentano le liti degenerate tra giovanissimi anche nel Padovano, liti che solo una settimana fa sono costate la vita al 20enne di Trebaseleghe, Lorenzo Cristea. Domani in prefettura il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico deciderà il quartiere della nuova zona rossa di Padova. Il cuore commerciale dell'Arcella, Galleria San Carlo, dove molti negozianti tentano di sopravvivere e tenere aperte le loro attività. La zona rossa della stazione ha amplificato il problema qui, dove la sera tanti hanno paura. I nostri collaboratori, io sono costretto a essere qua onnipresente perché hanno paura, sono bullizzati, sti ragazzi proprio non hanno paura di nessuno, poi la situazione tra giacigli, tra gente che dorme per terra, tra che fanno i bisogni dove capita, perché giustamente sono qua 24 ore su 24. Cosa fa sta gente qua? La polizia spesso è presente, ma la zona rossa garantirebbe un controllo maggiore. Girato l'angolo del grande edificio, i portici riservano le sorprese che non vorresti. Qui la sera si riempie di clochard di varie etnie che stazionano qui sotto al nostro negozio, dove noi paghiamo annualmente oltre 3.000 euro di IMU. Onestamente un degrado così non è accettabile. Peraltro i servizi sociali portano anche il cibo a queste persone, giustamente sono in stato di indigenza, però qui è una vera cloaca massima, cioè l'odore dell'urina arriva fin dentro e potete vedere, adesso c'è una postazione sola, ma la sera qui si ritrovano anche in 8-10 a dormire sui cartoni, a fare i loro bisogni a cielo aperto, e è insostenibile. Sappiamo benissimo che sono stati spostati dalla stazione, adesso stazionano qua. Spacciatori favoriti dalle vie di fuga e dalle possibilità di facili nascondigli per la merce rendono quest'area, in alcune ore della giornata, terra di frontiera. Quando arriva anche la polizia, questi qua sono in bicicletta, monopattino, spariscono tutti, non trovi più nessuno. Questa è la situazione, però noi vediamo delle scene che purtroppo tutti i giorni le vediamo, queste scene qua. Fermato in diretta TV oggi a Venezia, mentre Lady Pickpocket Monica Poli parlava dei borseggi in città.
Ecco il fermo della polizia locale di uno sbandato dell'Est Europa completamente ubriaco, ripreso in diretta dalle nostre telecamere. Per decenza non mostriamo la scena in cui urina davanti ad uno dei lampioni della luce in pieno giorno, accanto a noi e alle tante persone presenti in quel momento. Venezia, stazione dei treni. Sono da poco trascorse le 12 quando, durante il nostro collegamento di pranzo, sempre in diretta, il disturbatore, 35 anni dall'ex Repubblica Ceca, ci si avvicina con piglio deciso. Armato, diciamo così, di bottiglia di vetro di vino rosso da cui continua a bere, ci insulta in inglese e ci mostra pure il dito medio alzato in segno di spregio. Cerchiamo di fermarlo, purtroppo senza successo. Grazie e la linea torna allo studio, grazie. Ubriaco è la terza bottiglia di vino che beve da inizio giornata e sembra pure con tracce di sostanze stupefacenti nel sangue, si scoprirà in seguito. Fermato e circondato da ben 3 agenti e 2 guardie giurate, verrà portato con la lancia dalla polizia locale alla Smart Control Room per ubriachezza molesta e sanzionato con un'infrazione amministrativa per aver urinato in pubblico. Poco prima Monica Poli, Comitato Cittadini Non Distratti, denunciava l'ennesimo episodio di criminalità in città con il borseggio sventato da un gruppo di commercianti con le 3 giovani borseggiatrici accerchiate da cittadini e turisti e riprese in lacrime. Domenica invece a San Tomà depredata pure una suora. È stata borseggiata addirittura una suora. Ormai la città da un paio di giorni è presa sotto assedio, da minori, da bande, uomini, donne c'è di tutto. Addirittura queste vanno nei negozi e rubano. Abbiamo un negozio vicino al bacino Orseolo dove entrano, si prendono le shopper bag, si mettono dentro tutti i vestiti e scappano. Qui si stanno violando tutti i diritti costituzionali per la sicurezza, qui i giudici devono mettere mano. Ancora nessuna novità sul parapendista scomparso dopo essere precipitato tra le colline di Marostica. Ore e ore di ricerche, una trentina di uomini tra vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri al lavoro, la squadra cinofila, droni, termocamere e l'elicottero. Ma ancora non ci sono novità sul parapendista visto precipitare domenica pomeriggio tra i boschi nelle colline di Marostica, a cavallo tra Valle San Floriano, dove è stato allestito il quartier generale, e Pradipaldo. Del pilota non si sa nulla, né generalità né provenienza. In mattinata il coordinatore delle ricerche, il caposquadra Giuseppe Corazzina, ha fatto partire la perlustrazione a bassa quota dell'area boschiva con l'elicottero. Sta facendo un passaggio molto basso per spostare anche le chiome degli alberi perché il bosco è molto impervio, è difficile trovare la vela. Ottenendo esito negativo sono partiti con il rastrellamento a piedi con l'aiuto dei cani, ma nessuna traccia della vela e del pilota. Le possibilità di trovarlo o trovarla sano e salvo sono sempre più remote. Non aveva la vela di emergenza aperta, quindi si può paragonare che la caduta è circa 10 metri al secondo, quindi l'impatto è abbastanza violento. Speriamo se troviamo oggi, se le ricerche, continuiamo queste ricerche e riusciamo a trovarlo oggi, trovarlo in vita. E coglie l'occasione per lanciare un appello, così come ha fatto in giornata attraverso i social anche il soccorso alpino. Ho parlato anche con i carabinieri questa mattina che hanno sentito i vari hotel, ristoranti nella zona dove alloggiano i parapendisti con esito negativo, e se qualcuno sa qualcosa, se un ragazzo o una ragazza che non è rientrata da ieri sera, noi siamo qui pronti col 115, può informarsi se ha visto qualcosa, insomma, se sa qualcosa. Intanto le ricerche proseguono. Questa notte rimaniamo qui e domani mattina all'alba si riparte con le ricerche. Oltre 1.100.000 telespettatori sulle reti Media Nord-Est per l'adunata nazionale degli alpini di Biella. Le nostre emittenti si confermano leader negli ascolti e punto di riferimento per il pubblico.
Io volevo partire con questa bella immagine che sono i gruppi di rievocazione, e sono i gruppi di rievocazione della Grande Guerra. Vedete poi i vestiti, per cui si stanno già preparando. Però dal mattino presto, con i primi alpini in movimento fino al passaggio della Stecca e all'arrivederci a Genova 2026. Anche quest'anno le reti Media Nord-Est fanno segnare ascolti record per la Dunata Nazionale degli Alpini, che si è svolta a Biella, dimostrando che anche quando gli eventi legati alle penne nere si svolgono fuori dal Veneto, sono le reti Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, quelle considerate di riferimento dal pubblico. Oltre 1.100.000 spettatori hanno assistito al lungo sfilamento dei gruppi alpini per le strade della città piemontese. Dati, quelli certificati dall'Auditel, che registrano una leadership assoluta del gruppo Media Nord-Est rispetto alle emittenti concorrenti, come si nota anche dal nostro grafico elaborato sull'ascolto medio Auditel nella giornata di domenica e che dimostra il solido legame tra Media Nord-Est, le penne nere e i telespettatori costruito negli anni. Fanfara Montegrappa, cosa volete che suoni? Non può che suonare la canzone simbolo della sua storia. Telespettatori che hanno premiato lo sforzo di giornalisti e tecnici fin dalla sera prima, quando Media Nord-Est ha raccontato la vigilia della grande adunata con i cori alpini e l'allegria che già si diffondeva in città in vista della Dunata Nazionale dell'indomani. In 100.000 a sfilare da tutta Italia, e il Veneto, per numero di presenze, è stato tra i protagonisti assoluti. Da casa tutto l'affetto del pubblico delle grandi occasioni, con oltre 1.100.000 spettatori, che Media Nord-Est ricambierà il 15 giugno mandando in onda sulle proprie reti la Dunata Triveneta, in programma nella Marca trevigiana, Conegliano, città alpina per eccellenza, che festeggia il centenario di fondazione della sua storica sezione. Quando il terzo raggruppamento si ritroverà a Conegliano. Ed è davvero tutto, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.